I soli sono arrivati in Romagna e non da soli, Eccoli qua. e non da soli, ecco, sono soli al plurale di sole. Ma sono 10, quanti quelli sono? 20? 20. 20. Li abbiamo, sono stati appena presentati, esatto. abbiamo la guida che è qua in vendita, è l'unica appunto superstite delle guide di Veronelli che funzionano ancora molto bene, queste guide dei vini. E quindi quali sono? I 20, Eccoli qua. li abbiamo elencati, 20 quindi è stato un vini. po' di suspense. Qui siamo nella chiesetta sconsacrata di Dall'Alto Forlimpopoli. Adige alla Sicilia abbiamo praticamente una vasta serie di vini che vanno appunto dai più freschi vini dell'Alto Adige ai più ricchi e sontuosi vini siciliani. Abbiamo un vasto campionario di tipi, di tipologie e di stili di vini, davvero molto molto... Nei 20 non c'è la Romagna perché ogni Non c'è la anno Romana perché appunto ho detto all'inizio che ci sarebbe stato un vino da premiare col sole, ma essendo noi qua oggi in Romagna sembrava un atto dovuto, non volevamo appunto invece dare questa impressione, ci sarà un'altra occasione per premiare un mi vino sembra romagnolo. anche onesto, no? Piuttosto che il contrario. Esatto. Ecco, quindi l'anno scorso a Per Livorno chiarezza. non c'era la Toscana. Esatto. Quindi niente Toscana, che è un po' difficile comunque. Cosa Escludere ardua. la Toscana, Escludere la costa dai soli. livornese è un po', Ecco, è un po' però difficile. ad esempio io ancora non ho visto la guida, poi magari faremo anche un'altra intervista, questo è proprio a caldo. Certo. Cioè, praticamente un vino, non so, dell'Alto Adige è anche un vitigno che rappresenta l'Alto Adige, cioè è Sì, sempre... perché per esempio c'è stato un Legrain appunto dell'Alto Adige, che è il vitigno rosso più importante dell'Alto Adige, la riscoperta di un antico vigneto messo proprio al centro di un paese, che rappresenta quindi una novità e una cosa assoluta. Una E cosa nei soli l'Emilia inusuale. Romagna da chi viene rappresentata? Dal Lambrusco o dal Sangiovese? Credo abbia più probabilità Sangiovese. Perché lei è il curatore, quindi... Però non si sa mai, ecco, può esserci anche qualche sorpresa con il Lambrusco. Beh, innanzitutto anche il Lambrusco negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, dai semplici lambruschini di un tempo si è passati a dei vini decisamente di buona qualità, però vedremo insomma. Forse un esperto di vini più interessato alla malvasia di Colli Piacentini. Non so. No, noi siamo interessati a tutti i buoni vini italiani, non a qualcuno in Per esempio in particolare. Sicilia cosa ha avuto il Sicilia sole? quest'anno ha avuto il sole, un vino dell'Etna e un moscato dolce. Ah, sono due? Quindi Sicilia. la Sicilia ha fatto il Si bis. dà da fare alla Altri Sicilia. sono riusciti a ottenere due soli? Sì, c'è la Toscana che ha avuto sicuramente la costa toscana, la costa livornese, così ha Quindi la avuto Toscana avrà fatto certamente. un Brunello, un Chianti o un Cabernet? Abbiamo avuto No. un Brunello e 3 vini della costa livornese. Ah, ecco quattro soli, quindi chiaramente c'è rimasto qualcosa anche per le altre regioni. Sì, in Piemonte per esempio se ne è presi soltanto 2, un grande Barolo e un piccolo Grignolino, che poi piccolo non è perché è un vino molto importante. Regioni escluse che magari un po' le dispiace, perché l'Emilia Romagna vabbè non poteva. Forse qualche regione ancora del sud che poteva essere più valorizzata. Cioè, ad esempio la Basilicata che magari ha pochi vini c'è Però c'è qualcosa di buono anche in Basilicata. nei soli? Sì. No, nei soli no, ma nei ecco, Super 3 stelle sì. Bene, grazie. Prego.